La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno cari amici ascoltatori da Marco Tognini in questo agosto milanese sempre più caldo. Un saluto sulle frequenze di Radio Libertà, come sempre in filo diretto con tutti voi ascoltatori, senza filtri né censure. Anche oggi cercheremo di commentare le notizie del giorno, di commentare i fatti della settimana e poi lasceremo lo spazio, come sempre, al nostro qui Parlamento per interagire, per avere notizie dai parlamentari della Lega. Come sempre vediamo polemiche in questa settimana, polemiche che partono oggettivamente dalle Olimpiadi di Parigi 2024, problemi organizzativi, abbiamo visto che cosa è accaduto, quindi non solo la cerimonia di inaugurazione, i dibattiti sulla Senna, ma siamo anche alla vicenda di Angela Carini. Ovviamente è un dibattito che diciamo va soprattutto a interessare la cultura woke e insomma il politicamente corretto, anche nei riferimenti di quegli atleti che prima erano stati esclusi dai mondiali e poi sono atleti barra atlete, i cosiddetti intersex, che poi sono stati autorizzati a partecipare sostanzialmente alle gare olimpiche. Vediamo appunto attraverso i giornali, su Libero Daniele Dell'Orco fa una riflessione abbastanza importante. Più che un tema ideologico in sé, quello della competizione sportiva aperta ad atleti trans è un fatto prettamente normativo. O meglio, le associazioni arcobaleno, ovviamente, spalancherebbero le porte di qualunque competizione a chiunque si voglia identificare uomo o donna. Le singole federazioni sportive, però, devono fare i conti con la realtà e viste le decine di diverse casistiche che stanno emergendo in questi anni, ci sono dei parametri da fissare, tutti diversi da sport a sport. Il caso più noto ovviamente è quello dell'atletica. La Federazione di Atletica Leggera dal 31 marzo dell'anno scorso ha deciso di escludere dalle competizioni internazionali femminili le atlete transgender che hanno attraversato la pubertà maschile e hanno poi completato la transizione uomo-donna. Che non riguarda altre atlete, le cosiddette DSD, cioè disorder of sex, che possono gareggiare a determinate condizioni con livelli di testosterone bassi, purché almeno per 24 mesi e quant'altro. Voi capite che in questi casi comunque c'è veramente una linea di demarcazione molto sottile e rientra tra l'altro in questo caso molto simile anche a quello della pugile intersex algerina Imane Khelif, anche per esempio quello più famoso che abbiamo avuto negli anni passati, per esempio di Caster Semenya, l'atleta africana 2 volte medaglia d'oro alle Olimpiadi negli 800 piani, ehm, che è biologicamente donna, ma che è rimasta fuori dai parametri, diciamo, proprio per il testosterone. Che dire anche poi di Angela Carini? Molte sono le cose che potremmo suggerire. Sicuramente vogliamo anche sentire la vostra opinione. Vi ricordo, per chiamare in diretta 02 9294 7222 oppure su WhatsApp al 340 670 9659. Abbiamo una chiamata, mandiamola tranquillamente in onda. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Eccomi, Michele Caruso. Buongiorno Michele, prego. Buonasera a lei, dottor Tognini, all'equipe e agli ascoltatori della Talk Radio per Eccellenza, Radio Libertà. Il punto di Michele Caruso. Assolutismo? Siamo in democrazia, dall'etimologia greca demos kratos, potere del popolo. Il popolo vota, il popolo vince, il popolo decide. È il sovrano, come sostiene l'articolo 1 della democrazia.
nei limiti e nelle forme che sono così previste dalla Costituzione. E chi è scelto per governare, governi. Non voglio fare spizio alla filosofia, vorrei che si facesse politica. Semmai qui c'è un problema della dittatura delle minoranze, non il contrario. E così il vice premier Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un commento sul richiamo del Presidente della Repubblica, da latino in questa volta, res publica, cosa pubblica, Sergio Mattarella su rischi di assolutismo della maggioranza. In Italia, come in Francia, chi prende voti governa nel rispetto delle regole della democrazia, delle ignoranze, della trasparenza, però che il richiamo potesse essere fatto ad altri, ma non sicuramente alla situazione italiana, aggiunge il vice premier e ministro per le infrastrutture, che è il segretario della Lega, Matteo Salvini. Anzi, c'è la minoranza che spesso e volentieri si comporta da maggioranza, pretendendo tout court di imporre alla maggioranza politica e culturale del paese il suo modo di vivere e ragionare. Semmai quindi qua c'è il problema della dittatura delle minoranze, non il contrario, afferma il segretario della Lega, nonché, come ho già detto, anche il vice premier e il ministro per le infrastrutture Salvini. Di recente è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni, francamente ha chiarito, non ha letto differentemente da quello che hanno fatto altri, nelle parole del capo dello Stato Sergio Mattarella, un attacco al governo, e pensa che non si faccia un favore alle istituzioni in primis e dunque anche lo stesso Presidente della Repubblica, che ogni cosa che dice viene strumentalizzata così ad hoc come se fosse il capo dell'opposizione, ovvero la Schlein. Nel punto stampa a Cortina d'Ampezzo, in occasione dei sopralluoghi tecnici ai cantieri delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Salvini ha risposto ai cronisti che chiedevano se le parole di Mattarella fossero riferite alle riforme in campo. Pensa che il Presidente della Repubblica sia così rispettoso di un governo eletto dai cittadini democraticamente, ma che mai e poi mai potrebbe polemizzare con delle riforme scelte dai cittadini, come quella del premierato, perché l'autonomia e il premierato sono nel programma del governo. Dopo l'inevitabile rumore causato dalle dichiarazioni del leader leghista, la parziale correzione di rotta con una dichiarazione riconducibile a fonti del Carroccio, secondo cui Matteo Salvini ha grande stima del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La riflessione del vice premier e ministro non era indirizzata effettivamente de facto al capo dello Stato. Vado a concludere dicendo che siamo in una democrazia repubblicana, in uno Stato di diritto civile come quello italiano, e dunque, come sostiene l'articolo 1 della Costituzione, ribadisco ex novo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. Se così non fosse, bisognerebbe porsi il problema se proprio il primo articolo, quello principale della Costituzione, non ci fossero i presupposti, perché siamo in una forma di governo democratico come quella in cui siamo, dunque dove governa la maggioranza eletta democraticamente dai cittadini e c'è un'opposizione che invece deve appunto comportarsi da minoranza del paese. Un suo parere da Michele Caruso, grazie e buon weekend. Grazie per questo intervento. Ovviamente la questione poi è una questione di principio, ma è una questione evidentemente anche di applicazione. Insomma, in Italia sicuramente esiste il pluralismo. Il problema è che il rapporto che ha creato poi tutto questo polverone, diciamo, no, è un rapporto europeo, si chiama silenziare il quarto potere, quindi andando anche a riprendere l'espressione quarto potere, la deriva democratica dell'Italia, un dossierino sostanzialmente antigovernativo, appiccicando vari documenti a senso unico, ecco. Si parla di nuovo di telemeloni e quant'altro.
L'unica cosa è che nei cosiddetti stakeholders, cioè i portatori di interesse di questo documento appunto che è circolato, a parte i nomi di qualche esponente politico che ho visto, se non erro ve lo posso anche riprendere dalla copertina. Mi ricordo per esempio la senatrice Cucchi o anche Barbara Floridia, ecco, sicuramente non esponenti di centrodestra, però vediamo che sono stati sentiti i giornalisti di Radio Popolare, Fatto Quotidiano, Il Domani, La Stampa, Repubblica, La 7, per capirci non una singola firma di testate di orientamento liberale o cattolico o conservatore. Tra l'altro giornalisti che parlano di se stessi, autoreferenziali, perché poi hanno fatto accorati articoli sul rapporto che loro stessi hanno sollecitato. Ovviamente la libertà di stampa, specialmente in alcune parti del mondo, è un problema serio, insomma, mettere la croce sull'Italia oggi mi sembra davvero ridicolo e sicuramente porta ancora una volta il dibattito a un livello veramente molto provinciale da Guelfi Ghibellini. Come al solito, qualcuno per fare opposizione nel nostro paese va sostanzialmente a screditare il nostro paese in chiave europea, in chiave internazionale. Insomma, questa non è la prima volta che accade. Se torniamo un po' sulle notizie del giorno, insomma, stavamo parlando del discorso, insomma, di Angela Carini, della Chelaifi, eccetera. Sicuramente è un problema. Abbiamo visto come l'esponente forse più famosa di questi atleti trans, che è Lia Thomas, da sempre una lumaca in vasca, come dicevano tanti commentatori statunitensi, ha iniziato a vincere le gare tra le donne e ha staccato il pass per Parigi 2024, poi fermata, ovviamente esclusa dagli ultimi parametri, criticatissima per esempio da un'altra grande atleta, prima ceca poi naturalizzata americana, che è Martina Navratilova. Ricorderete la grande tennista, peraltro lei sempre dichiaratamente lesbica, ma ha sempre diciamo criticato questo andazzo, insomma, per cui sostanzialmente degli uomini vorrebbero gareggiare, degli uomini biologici vorrebbero gareggiare nelle categorie femminili. Sicuramente sono, come dice anche il giornale, le Olimpiadi più eque ed inclusive di sempre, però le brutte figure non mancano e ripeto, cerimonia d'apertura, acqua inquinata, servizi che non funzionano, camere senza aria condizionata, però qui stiamo parlando anche del valore universale dello sport, l'equità della competizione, no, perché si cita spesso de Coubertin, è l'equità nella competizione, il partire tutti dallo stesso punto, dallo stesso livello, per poi arrivare nella competizione, nell'agonismo, a decidere chi riesce poi a superare effettivamente il limite. La Stampa comincia a parlare di doping biologico, cioè dopo anni di lotta contro il doping chimico si entra in un nuovo campo. Nonostante gli enormi vantaggi, agli uomini è stato concesso di competere contro atlete donne anche in sport evidentemente pericolosi come la box, dove si rischia effettivamente per la propria incolumità, e questo è insomma un po' il risultato. Angela Carini ha lasciato l'incontro appunto con Imane Khelif dopo 46 secondi. Qualcuno dice doveva lasciare prima, oppure ha sbagliato. I commentatori Rai sono stati, ecco, la parola che mi viene è una parola arcaica, però potremmo definirla ignavia, hanno avuto una posizione molto pilatesca. Insomma, è chiaro che questa ragazza ha evitato di non presentarsi per evitare squalifiche, eccetera, però
oggettivamente poi ha preferito, come dire, gettare la spugna di fronte a uno squilibrio oggettivamente poco equo, ecco, nonostante gli strali degli Zan e delle Boldrini di casa nostra, ecco. Quindi al di là dei test vedremo anche come prosegue questa situazione, ecco. Mhmm, Qui siamo a un livello per cui non è più il momento degli asterischi, degli schwa, no, come hanno piazzato perfino nella recente festa dell'unità. Non si distrugge più solo la grammatica, ma siamo proprio a livelli della, biologia umana. Ehm, Ci troviamo evidentemente a fare delle riflessioni. Io credo che il ministro Abodi e un po' tutti i leader politici dovrebbero prendere atto di questa situazione e pensare che, nonostante le grandi campagne di stampa a favore della cancel culture, del woke, evidentemente siamo di fronte a un ribaltamento anche delle percezioni, delle situazioni, insomma. Il tema va affrontato e, quindi insomma, ehm, chiaramente c'è una questione di peso corporeo, di ormoni, di, maturità sessuale raggiunta nella pubertà, tanto è vero che poi per per chi deve cambiare sesso è fondamentale appunto il passaggio dell'età della pubertà, e quindi insomma di fronte a queste situazioni bisognerebbe che intervenissero i medici, ma che si ritornasse a quel senso comune che, insomma si ispira, ehm, al buon senso, ecco, al tanto dimenticato buon senso. Vedo che abbiamo un'altra chiamata, la passiamo subito. Ciao, chi sei, da dove chiami? Ciao, sono Nando da Pioltello. Buongiorno Nando. Peraltro mio nonno sotto le armi nel 28 ha imparato a fare il pugile, è stato sul ring fino al 36-37, poi si è rifiutato di fare la tessera del fascio e l'hanno lasciato a casa, ma mi ricordo che ancora quando ero piccolo guardavamo sempre in televisione gli incontri di box. Adesso non so bene le regole del pugilato femminile, però è chiaro che fra un uomo e una donna ci sono delle differenze fisiche e questo signore algerino è sicuramente un uomo. È un uomo nato con una malformazione agli organi genitali, non ha il pene, i testicoli sono interni come se fossero ovaie. In casi di questo genere i testicoli, quando il bambino arriva a 4-5 anni, vengono asportati e viene cresciuto come femmina. A lui evidentemente non è stato fatto e quindi è un uomo a tutti gli effetti, anche se non ha il pene. Al di là di quello che possono dire gli LGBTQ e tutto il resto, la situazione reale dal punto di vista medico, sportivo è questa. Poi volevo dire un'altra cosa, l'ho già detto a Lorenzo Viviani qualche giorno fa, cerchiamo di non perdere le elezioni in Liguria. Se mettiamo lì il primo Pirla che passa o anche Albert Einstein, perdiamo. L'unico modo per riprendere la Liguria è ricandidare Giovanni Toti, oppure meglio ancora Siria Magri, sua moglie. Dobbiamo raccogliere il guanto di sfida di questa magistratura mafiosa che gli ha estorto le dimissioni, dobbiamo sbattere in faccia la realtà di questo PD che ha piazzato un suo uomo a governare le aziende di Spinelli. Dobbiamo difendere la libertà, la democrazia e il voto dei liguri e l'unico modo in cui possiamo farlo è ricandidare Giovanni Toti o al limite sua moglie. Svegliatevi, Livia Bellerio. Ciao. Grazie come sempre, per il tuo, intervento. Direi un altro tema da introdurre molto, molto interessante, insomma, abbiamo visto come, si intreccino poi le situazioni. Giovanni Toti è stato tenuto per un'ottantina di giorni sostanzialmente agli arresti domiciliari perché, si diceva, avrebbe potuto, inquinare le prove e gli atti, quando in realtà poi l'accusa era già stata montata contro di lui. Quindi insomma aveva poco senso questa situazione. Ovviamente adesso,
viene sostanzialmente liberato, però a fronte delle sue dimissioni, come se poi insomma non avesse tutti gli occhi addosso, chissà cosa avrebbe potuto fare. In altri casi, proprio nella stessa regione Liguria, insomma, non è andata così, ma evidentemente c'era un altro, come dire, un altro segno politico in quel caso, e quindi probabilmente scivolavano un po' di più le situazioni. Lobbisti ce ne sono sempre stati, insomma il gruppo Spinelli è un gruppo famoso, è uscito il nome di Ermini, voi sapete com'è la situazione, quindi è interessante capire come proseguirà la situazione. Tra l'altro, ricordiamolo, c'è un grande, come dire, un grande rinascimento anche della Liguria, che sicuramente ha tanti padri, sicuramente il cambio, permettetemi di dirlo, al di là proprio della polemica destra-sinistra, però un cambio salutare di molte amministrazioni è stato fondamentale, e insieme all'impegno che possiamo citare della Lega, di tanti suoi esponenti, da Matteo Rixi a Matteo Salvini, nelle opere pubbliche, e poi un nome, permettetemi su tutti, che è quello poi del sindaco Bucci, perché il sindaco Bucci poi ha preso su di sé anche grandi responsabilità, e sicuramente tanti progetti in atto su Genova per il rinnovamento della città, rinnovamento economico e rinnovamento urbanistico, si devono a questa nuova amministrazione di centrodestra, anche con un taglio civico importante. Quindi anche qui molta carne al fuoco, e sicuramente ci aspettiamo, ecco, lo dico innanzitutto da elettore, ci aspettiamo che il centrodestra resti agguerrito e propositivo come è stato fino ad ora, perché appunto ci sono tante opere da concludere, mentre dall'altra parte ci sono i signor no, che su tante opere, come voi ben sapete, hanno fatto melina, ecco. Pensiamo alla variante di Valico, pensiamo a tante altre situazioni, quindi giusto il richiamo sicuramente sulla Liguria, ecco, questo mi sento di dirlo assolutamente. Vi leggerei, prima della prima pausa, del primo stop, alcune righe che ha scritto il nostro direttore Giovanni Sallusti, appunto sulla vicenda di Angela Carini. Il coraggio di Angela illumina l'ora più buia dello sport. Cari ascoltatori, nell'era distopica in cui 2 più 2 può fare 5, come avrebbe detto Orwell, a seconda delle esigenze dell'ideologia, delle paturnie e dei dogmi politicamente corretti, oggi si è manifestato il controsenso supremo. Le Olimpiadi hanno ucciso lo spirito sportivo. L'essenza di questo spirito che le Olimpiadi dovrebbero incarnare rimanda alla radice classica greca, una competizione leale da cui deve scaturire la virtù sportiva, umana e anche l'ingegno. E invece oggi è successo che la nostra pugile Angela Carini è salita coraggiosamente sul ring contro l'avversaria intersex algerina Imane Khelif, che ha livelli di testosterone maschili, che ha cromosomi XY, quindi nella realtà un maschio. Angela ha affrontato l'avversaria, ma dopo nemmeno un minuto ha dovuto abbandonare. Come ha detto lei stessa, ero salita sul ring per combattere, non mi sono arresa, ma i pugni facevano troppo male e dunque ho detto basta. Il fatto è che facevano troppo male perché a monte è mancata quella lealtà, quel riconoscimento reciproco per gli avversari, che è la precondizione di un evento come le Olimpiadi, che ne è uno dei valori veri, ed è stata subito evidente la sproporzione fisica e anche la sproporzione morale, perché nessuno si è posto il tema, tutti sembravano immersi in una recita, credendo nel copione come fosse normale. Il pubblico, l'arbitro, ahimè i telecronisti Rai, che in diretta hanno avuto la faccia di dire non capiamo come mai si ritira. Quel che non capiscono è che i colpi facevano troppo male, perché a far veramente male è quest'ideologia, perché queste Olimpiadi macroniane poggiano non sullo sport, ma sull'ossessione woke, LGBT,
a partire dall'Ultima cena di Leonardo sfigurata, fino a sdoganare come giusto che una persona con forza e cromosomi maschili possa picchiare su un ring una donna. E tutto questo non solo nel silenzio di tutti quelli che fanno retorica sulla violenza contro le donne, ma perfino fra gli applausi del mainstream di sinistra della Boldrini. Costoro hanno trovato normale questo insulto allo sport, alla logica, all'etica. Noi no, non lo troviamo normale e mandiamo il nostro miglior abbraccio ad Angela Carini. Ecco, queste sono le parole del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, che ci sentiamo assolutamente di condividere. Insomma, è un caso limite che non si deve più ripetere, secondo noi. Molte autorevoli voci sono uscite. Ripetiamo, non è una partita a scacchi, questo è uno sport agonistico e quindi come tale deve essere seguito e devono essere poste delle regole molto chiare, a fronte delle quali comunque ci siano dei controlli e ci sia un ragionamento complessivo, non sicuramente un ragionamento propagandistico. Ecco, io vi ringrazio e lascerei spazio al prima delle nostre pause, e quindi ritorniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri. Radio Libertà, La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Bentornati, Radio Libertà, sempre in diretta con voi cari amici. Vi ricordo, potete intervenire allo 02 9294 7222 oppure scrivendo su WhatsApp al 340 670 9659. Vediamo se abbiamo, ecco sì, vedo un primo messaggio. Buonasera Tognini, la ascoltavo nella trasmissione con Roberto Maggi sulla strada della libertà, bentornato. A proposito di questo argomento dei trans alle Olimpiadi,
direi di fare come per i diversamente abili, cioè Olimpiadi per conto loro, per una categoria loro. Che ne dice? Ma staremo a vedere. Sicuramente è una delle opzioni sul piatto, cioè il fatto che comunque se queste persone ritengono di dover gareggiare, che gareggino effettivamente in un regime di equità e di parità, e quindi la ringrazio Armando come sempre del messaggio, ecco. Ripetiamo, questo è un caso limite, però cioè la Carini aveva anche 82 vittorie in ambito dilettantistico, stiamo parlando di quarti di finale di un trofeo olimpico, quindi credo che l'argomento sia arrivato davvero ai vertici di questa situazione. E purtroppo siamo di fronte a una delle tante brutte figure di queste Olimpiadi che abbiamo visto, ripeto, non solo evidentemente le cerimonie di inaugurazione, l'acqua della Senna, che probabilmente oggi è diventata balneabile più per decreto che nella realtà. Abbiamo visto che cosa è accaduto anche con qualche atleta che non si è sentito effettivamente molto, molto bene. C'è un problema, insomma, l'organizzazione flop da parte di questa Francia che, nonostante voglia mostrare i muscoli, la grandeur, e sicuramente è molto avanti nel medagliere olimpico, come abbiamo visto, sicuramente per i suoi atleti, ma anche forse qualcuno dice per qualche arbitro un po' troppo casalingo. Comunque, sicuramente non è un'organizzazione all'altezza di un grande paese, di una grande potenza. Insomma, qui vedo le dichiarazioni dello stesso Thomas Cecconi, che vi ricordo oro nei 100 metri d'orso, e insomma ha parlato proprio per esempio del villaggio olimpico: non c'è aria condizionata, fa caldo, si mangia male, molti atleti si spostano, dice Ceccon, per questo motivo, non è un alibi, è la pura cronaca di ciò di cui forse non tutti sono a conoscenza. C'è stata la polemica sui famosi letti di cartone, eccetera. Simone Biles, quindi stiamo parlando di un'altra campionessa olimpica, insomma, c'è andata giù pesante, ha detto: questi letti fanno schifo. La tennista statunitense Coco Gauff si è lamentata del fatto che lei e altre 9 atlete abbiano a disposizione solo 2 bagni. C'è il discorso dell'alimentazione, ecco, perché questa anche moda legata molto anche all'alimentazione vegetariana o vegana, insomma non può prescindere dal fatto che qui stiamo parlando di atleti che hanno una grande necessità di proteine e di carboidrati. Il cibo servito nella mensa è stato stroncato sostanzialmente in massa. Chi si aspettava di assaporare la cucina francese ha subito una delusione cocente. Atleti e federazioni, su tutte quella britannica, hanno lamentato mancanza di uova, di carboidrati e di carne, soprattutto di pollo. Altri hanno accusato la mensa di aver servito quella poca carne principalmente cruda. La British Olympic Association avrebbe assunto un altro chef, così da andare incontro alle esigenze degli atleti. Bocciatura totale, pare solo che ci sia diciamo una nota felice solo per i dolci. Si parla molto di questi muffin al cioccolato del villaggio olimpico, ma evidentemente un atleta non si può nutrire solo di dolci. Il tennista italiano Musetti ha poi diciamo lanciato il sasso nello stagno per quanto riguarda le bottigliette d'acqua, perché c'è stato il bando delle bottigliette di plastica, ma evidentemente l'acqua è attualmente introvabile. Insomma, dice Musetti: non erano disponibili bottiglie di acqua fresca ai cambi di campo. Sono favorevole all'uso delle borracce, non della plastica, però a un'Olimpiade è incredibile che con queste temperature non sia data acqua fresca, anche perché la colonnina di mercurio si è avvicinata più volte ai 40 gradi. La questione non riguarda evidentemente solo gli atleti, ma anche i tifosi, gli addetti ai lavori. Ai bar si formano code lunghissime, i prezzi sono alle stelle
e scatta una vera e propria caccia all'acqua. Dito puntato infine, secondo appunto, le agenzie di stampa, contro i trasporti, autobus fatiscenti, caldi, estremamente lenti per tragitti lunghi. Anche i trasporti stanno esasperando gli atleti, tanto è vero che c'è chi, come alcuni nuotatori sudcoreani, ha preferito lasciare il villaggio riservato agli atleti per, optare per un più comodo soggiorno in strutture alberghiere vicine alle sedi delle gare. Il CEO di Parigi 2024, Etienne Taubois, ha fatto sapere di aver istituito autobus di riserva, ma insomma le polemiche, non, si placano da questo punto di vista. Volevo tornare sulla questione dei report anti-Italia, perché continuano a uscire, poi delle dichiarazioni. C'è stato un botta e risposta anche della Meloni con, la sinistra, report Way ispirato dai giornali d'opposizione, dalla Cina la Meloni è, intervenuta, sinistra dispiaciuta di non poter utilizzare per esempio il servizio pubblico come fosse una sezione di partito. La mia lettera, dice Giorgia Meloni, non era per la Commissione europea, era una riflessione sulla strumentalizzazione che è stata fatta di un documento. Ha fatto chiarezza appunto in un dibattito scaturito nelle ultime ore, appunto relativo a questa relazione annuale sullo Stato di diritto. Lo Stato di diritto che è un po', il cosiddetto rule of law, che è un po' la, verifica delle condizioni di libertà che esiste in tutti i paesi dell'Unione Europea, rule of law che è spesso anche, insomma, lo dico da commentatore, europeo che lavora nelle istituzioni europee, che è spesso anche un po' la scusa per tirare le orecchie ai governi meno allineati all'establishment di Bruxelles. Lo abbiamo visto accadere, con la Polonia, con l'Ungheria e adesso anche con l'Italia. La Meloni dice che non ci sarebbe nessuna frizione con il governo europeo, ma solo una campagna portata avanti dalla sinistra e dai giornali a lei vicini. Ehm, Meloni ha parlato di attacchi maldestri e pretestuosi. La Commissione europea ha tenuto la barra dritta difendendo contenuto e metodo con cui è stato elaborato il report. Ovviamente voi vedete cane non mangia cane, quindi gli euroburocrati si difendono tra di loro. Ora dalla Cina la Meloni ha ribadito: la Commissione europea riporta accenti critici di alcuni portatori di interesse, i famosi stakeholder, come insomma è in voga dire usando un termine americano. Il Domani, il Fatto Quotidiano, Repubblica, però la Commissione europea non è il mio diretto interlocutore, ma chi strumentalizza quel rapporto, che tra l'altro non dice niente di particolarmente nuovo rispetto agli anni precedenti. Anche questo varrebbe la pena di ricordare. Quindi Meloni continua a dire che insomma non ci sono scontri frontali, anche perché insomma ha un rapporto comunque, diciamo, abbastanza collaborativo con von der Leyen, seppure insomma nelle more di una situazione politica comunque, abbastanza dibattuta tra appunto l'Italia e la nuova commissione che si sta formando. Ovviamente la Meloni bene ha fatto anche a ricordare che la governance, per esempio, della RAI è definita da una legge del 2015 che ha fatto il governo Renzi e che sicuramente non si può imputare all'attuale governo. Per quanto concerne le presunte intimidazioni alla stampa per le querele per diffamazioni presentate contro alcuni giornalisti, la Meloni ha evidenziato che in Italia non esiste una regola che dice che se tu hai una tessera da giornalista puoi liberamente diffamare qualcuno. Ma non solo, finisce Meloni, dire che gli esponenti politici si avviano una causa per diffamazione e stanno facendo azioni di intimidazione vuol dire non avere neanche rispetto dell'indipendenza dei giudici. Ecco, effettivamente è è un argomento che si ritorce un po' contro chi lo usa. Ricordiamo che comunque questo Media Freedom Response è anche cofinanziato dall'Unione Europea. Io vi parlavo anche di volti istituzionali interpellati come
Ilaria Cucchi e Barbara Floridia. Tra l'altro, questo European Center for Press and Media è sostanzialmente un centro che è finanziato, per esempio, dal Ministero della Cultura e dal Ministero degli Esteri del governo tedesco. Quindi da questo punto di vista scopriamo che c'è anche lo zampino della Germania. Tra i finanziatori di questo European Center for Press and Media figurano anche il comune di Lipsia, la regione della Sassonia, quindi che sono solitamente a guida socialista, ecco, diciamo, anche se ultimamente, per esempio, l'AfD ha avuto grandi risultati in quelle zone. Ecco, quindi stiamo parlando di un consorzio finanziato dal governo tedesco di segno politico opposto a quello italiano. Dovrebbe essere più indipendente nel valutare la situazione del nostro paese di quanto lo possa fare un altro commentatore italiano, ecco, e l'orientamento, come vi dicevamo prima, a senso unico dei giornalisti interpellati da questo punto di vista non depone a favore. Stato di diritto, ma voglio dire tanti altri argomenti da questo punto di vista. C'è il problema del European Media Freedom Act, che è passato relativamente sotto silenzio qualche mese fa, è stato approvato dalla Commissione von der Leyen. Molte forze politiche italiane lo hanno sottovalutato, solo la Lega ha votato contro. Questo Media Freedom Act sostanzialmente ha dato la facoltà all'Unione Europea di poter interloquire direttamente con i grandi broadcaster, ma anche con i detentori dei principali social media, per appunto indirizzarli sulle cosiddette fake news e diciamo, quindi più che un discorso legato ai fact checker o alla presenza comunque di pluralismo delle voci, abbiamo sostanzialmente un nuovo strumento che può, ripeto, ma già la possibilità è abbastanza, come dire, inquietante, che può arrivare alla censura e alla autocensura da parte di diversi media, a fronte, ripeto, di una governance che in questo caso è lasciata direttamente alla Commissione europea. Il commissario uscente Breton è stato il primo a utilizzare queste regole, queste norme. Quindi vediamo come in realtà forse il problema della libertà di stampa è da portare a un livello più alto. Non so dove, in quale altro paese o federazione o gruppo di stati uniti da qualsivoglia trattato potrebbe esistere il fatto che queste situazioni non sono governate da un'autority indipendente, ma sostanzialmente da un membro del governo. Questo ritengo che sia un problema. E se chi dovrebbe consigliare questa autorità poi sono delle ONG che parlano di hate speech, di discorsi d'odio, o sono dei giornalisti, guarda caso, tutti schierati, beh, insomma, mi sembra che non stiamo navigando in buone acque. Ecco, questo senz'altro. Parlavamo appunto del premier Meloni. Il premier Meloni ha chiuso finalmente la visita in Cina, l'ha chiusa a Shanghai, che è capitale economica del dragone, città da sempre in grandi rapporti anche con il nostro paese. È una missione diplomatica, ma è stata soprattutto una missione commerciale. Ecco, si è parlato da parte del premier e del suo staff di un rafforzamento della cooperazione, anche, ci ha tenuto a dire la Meloni, in un'ottica di riequilibrio per sostenere le aziende italiane attive in Cina, a partire dal tessuto delle piccole e medie imprese. A Shanghai la premier ha incontrato il segretario del Partito Comunista Cinese e considerato poi in rampa di lancio
tra i politici vicini a Xi Jinping, e si è parlato soprattutto di interessi comuni, pur appunto nella diciamo nella situazione del post accordi rispetto alla famosa Belt Initiative, alla cosiddetta Via della Seta, che è stata poi sconfessata appunto dal nostro paese. Rafforzare la cooperazione in settori chiave, riferisce Palazzo Chigi, industria, innovazione, turismo e cultura. C'è un interesse soprattutto nel mondo culturale, e ripeto, Meloni ha insistito per avere anche un colloquio con le autorità locali, perché a Shanghai c'è la più grande comunità imprenditoriale italiana, c'è un gemellaggio per esempio a Shanghai che risale al '79 tra Shanghai e Milano, e diciamo i numeri dell'Italia imprenditoriale in Cina sono importanti, 1200 imprese italiane. L'interscambio Shanghai-Italia rappresenta quasi il 20% dell'interscambio totale tra Cina e Italia. Ovviamente, insomma, l'Italia sta cercando anche da questo punto di vista di avere una visione che sia maggiormente paritetica, pur vabbè, nello "squilibrio" tra virgolette anche della popolazione e della capacità industriale, ma ripeto, questa cooperazione può portare soprattutto a grandi rapporti diplomatici e soprattutto ad un difesa maggiore dei prodotti italiani nel mondo, contro la contraffazione e contro sicuramente quell'Italian sounding che in certi campi è decisamente deleterio poi per i nostri prodotti. Ehm, Questo è diciamo è la chiusura del viaggio della Meloni, che diciamo non ha avuto polemiche in Cina, ma ha avuto paradossalmente polemiche italiane per la presenza della figlia della premier nel viaggio, per alcune battute veramente infelici da parte di commentatori italiani, alcune veramente inqualificabili da questo punto di vista. Insomma, se un giornalista fa battute di questo tipo, insomma, vorrei vedere dov'è la famosa censura da questo punto di vista, ecco. Insomma, diciamo che siamo probabilmente su un altro piano, ecco, in questo senso. Sicuramente parlare con la Cina ha anche un senso nel momento in cui gli stati europei devono affrontare delle crisi globali. Le crisi globali che sono sicuramente l'escalation in Medio Oriente, poi con gli ultimi fatti appunto, fatti di sangue, e questa recrudescenza tra Hamas e Israele. C'è il tema della guerra in Ucraina, dove sicuramente la Cina può essere un interlocutore importante per le mediazioni con la Russia, da parte appunto di una posizione molto dura dell'Unione Europea, mentre ci vuole sicuramente per risolvere, come ha detto anche per esempio il vice premier Salvini, una posizione molto più dialogante, che parta dallo stato di fatto, insomma dalla situazione che si è verificata oggi e che comunque non ha né vinti né vincitori in questo momento. Quindi questo è un altro tema. C'è il tema importante che è stato portato dalle autorità italiane della sicurezza nel Mar Rosso, perché la minaccia degli Houthi, ma non solo la minaccia degli Houthi, voi sapete, sempre il problema della pirateria da parte di alcune milizie somale nell'Oceano Indiano. Quindi comunque ci sono attacchi frequenti, ripeto, nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, e insomma lo Yemen è una polveriera da questo punto di vista. Le milizie degli Houthi, ancora una volta sovvenzionate dall'Iran e da quel mondo per lo più sciita, che cerca di fomentare
i paesi e soprattutto i popoli mediorientali nei confronti di una guerra scusate, di una guerra continua, insomma, nei confronti di Israele, senza trovare una soluzione che contempli finalmente i 2 popoli e i 2 stati. Scusate, comunque, vediamo, prima si parlava di Liguria, Giovanni Toti, le prime parole da uomo libero, ora tocca ai cittadini. Sono mancato per un po', mi siete mancati tanto. Queste le prime parole da uomo libero di Giovanni Toti a 86 giorni da quell'arresto. L'ex governatore della Liguria ha postato sui propri social un messaggio rivolto a chi lo ha sostenuto in questa sua battaglia con la giustizia e in allegato ha condiviso una foto che lo ritrae, nonostante tutto, sorridente. Ovviamente il ringraziamento è alla famiglia, all'avvocato, ma a tutti quelli che hanno fatto sentire scusate, la propria vicinanza. Ci difenderemo da ogni accusa, continua Toti, con la coscienza a posto di chi non ha mai intascato un centesimo dai liguri, ma lasciamo una Liguria più ricca di lavoro, di opportunità, di speranze. Quello che è accaduto in questi 3 mesi è un processo alla politica, ai finanziamenti trasparenti e legali, agli atti, anch'essi legali e legittimi, che abbiamo ritenuto necessari e utili a far crescere la nostra terra. Poi un appello ai suoi concittadini: mi sono dimesso richiamando tutti voi al voto, perché ora tocca ai cittadini decidere invece la sorte della nostra terra, andare avanti con la Liguria protagonista che abbiamo costruito o consegnarla alla cappa grigia dell'ipocrisia, della cultura del sospetto, dell'immobilismo, della doppia morale. Una doppia morale capace di oscurare già in questi giorni anche il fulgido sole di agosto. Sarebbe un futuro che, se possibile, appare già peggio del passato che ci siamo lasciati alle spalle. Ecco, questa è la riflessione di Giovanni Toti. Oggi per la Lega in diverse trasmissioni ha parlato anche Edoardo Rixi, il quale comunque ha precisato che lui intende soprattutto lavorare dal ministero per continuare a seguire le opere pubbliche importanti che sono state proposte, che sono partite finalmente in questi anni in Liguria, dai lavori autostradali il grande rinnovamento del porto di Genova, ma pensiamo anche alla diga, insomma a tante situazioni che sfruttano anche al meglio quei fondi europei che peraltro sono molto, molto indirizzati, quindi oggettivamente bisogna fare il massimo per poterli far rendere e spendere al meglio, perché si tratta assolutamente di nuovo debito, lo sappiamo. Insomma, il PNRR non è certamente la pioggia di miliardi di cui vaneggiava Giuseppe Conte, e quindi c'è un'altra responsabilità, insomma, o un'altra tegola sulla testa se vogliamo, ma che va utilizzata appunto al meglio per far ripartire il paese, e in questo caso la Liguria, che è la porta, veramente una delle porte al commercio, al turismo, ai rapporti economici con la pianura padana, ma anche con tutta l'Europa continentale. Quindi assolutamente importante per quello che sarà il futuro del paese, anche nella competizione nei trasporti navali. Come dicevamo prima, il costo di un container oggi è parametrato per esempio sui servizi portuali che possono essere concessi, è parametrato sui tempi di scarico, evidentemente, sui tempi in cui questo container può essere portato con appunto un cambio di carico su una linea ferrata, e può andare poi in tutte le sue varie destinazioni. Quindi, oltre al tema della sicurezza dei mari, c'è un tema evidentemente tutto economico, e l'attrattività e quindi i posti di lavoro sono fondamentali per questi lavori. Vedremo quindi cosa accadrà in Liguria, con un centrodestra che deve ritrovare quella spinta propositiva che abbiamo visto
non è mai mancata anche in precedenza, e da questo punto di vista quindi tocca ai cittadini. L'appello di Toti è stato anche per andare a votare. Abbiamo visto che insomma alle alle europee la presenza comunque la presenza degli elettori è stata fondamentale, perché evidentemente di fronte a un astensionismo ancora maggiore, evidentemente non ci sarebbe stato neanche quello piccolo spazio di critica che oggi invece esiste da parte delle formazioni conservatrici, sovraniste, i patrioti, eccetera. Quindi ogni cittadino è fautore veramente del proprio rapporto con le istituzioni. Vi ringrazio, abbiamo la nuova interruzione, ma poi torniamo subito sempre sulle onde di Radio Libertà. A dopo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind, I'm short but I'm healthy, yeah. I'm high but I'm grounded, I'm sane but I'm over. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Eccoci di nuovo in linea, Radio Libertà 0292947222 per intervenire qui con noi in diretta e commentare le notizie del giorno, per darci approfondimenti, il vostro parere. Ricordo anche WhatsApp 340 670 9659, quindi interloquirete con me, Marco Tognini, a commentare le notizie. Vi ricordo
appunto che la nostra trasmissione ha ancora qualche minuto prima del Qui Parlamento, quindi abbiamo la possibilità di intervenire, per esempio, su questa situazione di cui vi parlavo prima, la situazione nel Medio Oriente della polveriera dopo appunto l'uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, che è stato ritenuto il mandante poi degli omicidi di ottobre, che ha scatenato poi quelle ritorsioni che ben sappiamo nella striscia di Gaza. Secondo il New York Times, il leader di Hamas sarebbe stato ucciso non da un missile, come si dice, ma da una bomba sofisticata e telecomandata introdotta di nascosto nella guest house, appunto nel suo rifugio di Teheran, ripeto, mesi prima, ecco. Sappiamo che ci sono già comunque reazioni in atto da parte dell'Iran, che ha considerato comunque una violazione della propria integrità territoriale questo gesto, e ci sono delle indiscrezioni. Si parla appunto di una bomba nascosta 2 mesi fa e attivata una volta avuto conferma della presenza. La notizia arriva dal New York Times, che ha citato 7 funzionari, tra cui 2 iraniani e un funzionario americano. Tra l'altro una struttura gestita dai cosiddetti guardiani della rivoluzione islamica, quindi gli stessi Pasdaran. Il capo politico di Hamas si trovava nella capitale iraniana per l'inaugurazione, per il nuovo mandato appunto del nuovo presidente Masoud Pezeshkian, e l'esplosione ha scosso l'edificio, mandato in frantumi alcune finestre e causato il crollo parziale di alcuni muri esterni. Diciamo che Haniyeh aveva soggiornato più volte nella struttura durante le sue visite a Teheran. Ricordiamo che comunque Hamas ha come sempre dei rapporti privilegiati, come Hezbollah del resto, con il regime teocratico dell'Iran. Se l'ipotesi appunto dovesse essere corretta, questa esplosione comunque ci racconta anche di un rapporto molto elevato di spionaggio rispetto da parte di Israele nel paese, appunto nel paese persiano. Ecco, anche questa è un ulteriore elemento, quindi ci sarebbe comunque un'attività di intelligence altissima da questo punto di vista. E potrebbe ripetersi evidentemente la situazione. L'Iran ha anche attaccato gli Stati Uniti, che comunque ehm, hanno dichiarato di non essere stati informati dell'attacco, e l'Iran ha parlato di attacco diretto a Israele, cioè ha chiuso lo spazio aereo. Khamenei ha chiuso lo spazio aereo e insomma sta preparando una reazione. Non sappiamo di che cosa si tratti, ma evidentemente il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran starebbe pensando comunque a interventi molto, molto pesanti, ecco. Dopo i funerali comunque la bara di Haniyeh, che attualmente viene portata appunto nella capitale iraniana in processione, insomma il feretro seguito dalla popolazione, e dovrebbe poi essere trasferita in Qatar, altro paese diciamo diciamo filo sciita, diciamo, e quindi più vicino sicuramente anche ai rapporti con l'Iran. La tensione è palpabile. Ad aprile l'Iran, vi ricordate, aveva lanciato circa 300 missili contro Israele, la maggior parte dei quali era stata intercettata dalle difese aeree israeliane e dai suoi alleati. La situazione è altrettanto tesa in Libano, con molti paesi che hanno consigliato, tra cui l'Italia, ai propri cittadini di lasciare il paese, e alcune compagnie aeree che hanno sospeso i voli verso Israele o i voli che sorvolano Israele. La decisione di Khamenei di ordinare un attacco diretto potrebbe rappresentare una risposta significativa alle azioni israeliane, e la comunità internazionale sicuramente teme un conflitto, diciamo, su larga scala.
Chi era Haniyeh? Ecco, chiediamocelo, domandiamocelo, perché comunque questo leader di Hamas, scusate, che da alcuni giornali progressisti veniva quasi proposto come un pacificatore, in realtà era l'uomo che più ha insistito, insomma, ai richiami su una guerra anche di tipo religioso, ecco. 62 anni Haniyeh, ucciso appunto non si sa se da una bomba o da un raid aereo. Gli iraniani parlano di una morte da shahid, cioè da una morte da testimone, da martire, ecco. E da questo punto di vista quindi continua la narrazione comunque di questo uomo, di questo leader carismatico che però, ripeto, che ripeto, ha dato degli ordini veramente da far insomma tremare i polsi. Lui nasce in un campo profughi nella striscia di Gaza, che definiva appunto, che lo stesso Haniyeh definiva una prigione con oltre 2 milioni di persone. I genitori erano fuggiti da Ascalona dopo la creazione dello Stato di Israele nel 48. Ha fatto 10 anni da premier a Gaza, sale a capo del gabinetto politico di Hamas e poi si è recato a Doha in Qatar, dove ha ricevuto asilo politico. È stato un uomo di posizioni radicali e il 7 ottobre è stato commentato da lui come un giorno che ha dimostrato che Israele non è invincibile. Ecco, però ha sicuramente un uomo che ha avuto una retorica molto forte, molto potente, insomma parla del sangue delle donne, dei bambini, degli anziani. Siamo noi ad avere bisogno di questo sangue affinché risvegli in noi lo spirito rivoluzionario, insomma parole veramente forti. E il rapporto tra Hamas e Iran è assolutamente rinsaldato. È un rapporto ovviamente soprattutto economico. Ricordiamo che poi Hamas sovvenziona molte famiglie, molti cittadini, sovvenziona i cosiddetti kamikaze, insomma sovvenziona il terrorismo da questo punto di vista e addirittura c'è stato un appello alla Umma, cioè alla comunità dei credenti musulmani, per sollevarsi insieme contro Israele. Ecco, questo quindi comunque chiedo scusa, un personaggio che sta portando comunque un tema decisamente alla più grande escalation che abbia mai avuto in questi anni. Vedremo effettivamente poi che cosa accadrà da questa situazione, ecco. Da questo punto di vista forse il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe approvare una risoluzione per un intervento internazionale che cominci a radunare i leader. Questa può essere il primo diciamo il primo segno per proseguire, diciamo, un percorso di pace o quantomeno di pacificazione, di normalizzazione. Passiamo ad altre notizie. Per quanto riguarda Russia e Stati Uniti, c'è la conferma di scambio di prigionieri, liberi Gershkovich e Karamurza, Biden per loro finiti gli anni di agonia, il cronista e l'ex marine detenuti in Russia, al centro di uno scambio di prigionieri tra la Russia e gli Stati Uniti. Altre manovre, c'è un bell'articolo di Federico Rampini sul Corriere della Sera rispetto alle ultime strategie della vicepresidente Kamala Harris, che è stata indicata come il frontman democratico, anzi la front woman, scusate, democratica alle prossime elezioni presidenziali.
c'è questa strategia che punta a dare un'aura di rispettabilità e di nuova pulizia in California. Voi sapete che in California, soprattutto nelle grandi aree urbane, Los Angeles in primis, ma anche per esempio San Francisco, Sacramento, insomma c'è questo grosso problema dei senza tetto, di tanti clochard nelle strade, c'è il problema appunto del dilagare della droga, c'è un nuovo piano da parte del governatore democratico Gavin Newsom, che era tra l'altro uno dei papabili per sostituire Biden poi nella corsa alle presidenziali, e c'è questa operazione sgombero. Rampini dice così la California potrebbe aiutare Kamala Harris nella sua corsa, quindi staremo a vedere se così sarà. Altra notizia interessante è il DDL sicurezza. C'è una stretta sulla cannabis light, ovviamente con gli strali dei radicali, a cominciare da Riccardo Maggi, che parla di un settore da 11.000 posti di lavoro a rischio. Questo diciamo un'altra visione da questo punto di vista. Milano continua la polemica sulle case popolari e sui le comunità rom. È intervenuta l'europarlamentare della Lega e consigliere comunale di Milano Silvia Sardone, che ha dichiarato: il PD governa da 13 anni e sui rom incorpa il centrodestra, siamo nel metaverso. Il centrosinistra milanese, che mala amministra Milano da 13 anni, trova il coraggio di attaccare l'opposizione sulla questione dei ricollocamenti dei rom di via Bonfadini post sgombero, cioè il comune regala case popolari a pregiudicati e morosi, e non è la prima volta, e le colpe sarebbero di chi si oppone da sempre alle corsie preferenziali come la Lega. Siamo nel metaverso, dice Silvia Sardone. Per anni poi hanno taciuto di fronte ai crimini che si moltiplicavano in quel campo, tanto è vero che l'ingresso di quell'area è disseminata da centinaia di carcasse di auto rubate e poi bruciate. Ammettano a sinistra il loro amore verso i loro fratelli rom, privilegiati e coccolati con vagonate di soldi pubblici e appartamenti nuovi, alla faccia di italiani e stranieri che, rispettando le regole, attendono da anni un alloggio popolare secondo graduatoria e la facciano finita. D'altra parte, anche nell'ultima campagna elettorale per le europee, abbiamo visto candidati entrare nei campi rom di Milano promettendo attenzione e manifestando solidarietà. Così, in una nota, Silvia Sardone. Per completezza vi leggo anche la nota di un'altra europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint, ex sindaco di Monfalcone, prima firmataria di un'importante interrogazione all'Unione Europea. Carne da laboratorio. La richiesta per la vendita di carne da laboratorio arrivata in Unione Europea da parte di una startup francese ha scatenato reazioni di protesta non solo all'interno del comparto agricolo e delle associazioni di consumatori. Ho presentato, dice la Cisint, un'interrogazione alla Commissione Europea, non solo per evidenziare alla Commissione la carenza di studi scientifici a lungo termine che dimostrino l'assenza di rischi nel consumo di prodotti di sintesi per l'organismo umano, ma ho anche chiesto se esistano finanziamenti attivi da parte della Comunità Europea verso aziende che abbiano come obiettivo quello di inserire nel mercato carni, pesce o altri prodotti creati artificialmente in laboratorio. Se così fosse, ci troveremmo al paradosso tristemente noto di chi predica bene e poi razzola male. La stessa UE, nella strategia Farm to Fork, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto agevolare piccole aziende agricoli e piccoli allevamenti a vantaggio dell'economia circolare. Un paradosso rispetto agli interessi di aziende commerciali che per meri interessi economici investono su nuove e potenzialmente rischiose frontiere alimentari. Se la notizia di eventuali finanziamenti dedicati fosse confermata, si tratterebbe dell'ennesimo ceffone modello green rivolto ad allevatori ed agricoltori europei, così Anna Maria Cisint.
questo anche un dibattito interessante che coinvolge molti nel settore dell'agroalimentare, sia perché c'è poca informazione, per esempio, sulle nuove proposte in seno all'Unione Europea, non solo sulla carne sintetica, ma anche per esempio sui fondi alla nuova PAC, alla nuova politica agricola comune, che saranno notevolmente ridimensionati a scapito evidentemente delle aziende. Poi c'è una disinformazione per esempio sulle TEA, cioè sulle nuove tecnologie di miglioramento genetico, che nulla hanno a che fare con i cosiddetti OGM e che quindi sono tecniche che sono state usate ultimamente, comunque fin dal primo dopoguerra, per aumentare la redditività, e quindi per dare comunque spazio a nuove possibilità. E infine c'è il tema della zootecnia, cioè dell'attacco comunque perpetrato agli allevatori. Abbiamo visto anche come un recente documentario che è andato in moltissimi cinema, il Food for Profit della giornalista Giulia Innocenzi, aveva però un target soprattutto legato a diciamo disconoscere quelli che sono comunque i meriti di molte imprese del mondo dell'allevamento, e non a caso questo documentario era finanziato da chi produce sostanzialmente poi la carne sintetica. Quindi è un altro tema molto, molto interessante. L'agricoltura è nel mirino, perché poi l'indipendenza di un paese passa anche evidentemente dalla capacità di scegliere tra un prodotto e l'altro, e quindi dalla disponibilità di poter rivolgersi verso quei prodotti tradizionali che non dovrebbero mai mancare. Io direi che abbiamo terminato, diciamo, con il nostro approfondimento. Lascio la parola al qui Parlamento e ci vediamo prossimamente, sempre sulle onde di Radio Libertà. Un saluto da Marco Tognini. Qui Parlamento. Costanti attenzioni Qui che riserva al Parlamento. Parlamento e per tutte le informazioni che costantemente ci trasmette. Noi oggi in un qualche modo ci uniamo a quello che è stato il vertice, il summit di Washington, nel ricordare, nel celebrare i 75 anni della NATO. Sono 75 anni dell'alleanza politico-militare più longeva della storia. Un'alleanza che è passata da 12 a 32 membri. Ricordiamo gli ultimi 2 accessi di Finlandia e Svezia. Ricordiamo che questa alleanza è sempre, lo dimostrano purtroppo i tragici scenari che ci circondano, è sempre più attuale. Certo, magari il concetto strategico è mutato da quel tenere la Russia fuori, i tedeschi sotto, l'America dentro, come disse Lord Ismay. Oggi ci dobbiamo concentrare di più sul mantenimento, la difesa delle nostre democrazie, che noi della Lega non abbiamo paura di dirlo, sono sotto attacco. Sono sotto attacco cibernetico, sotto attacco in tutti i quadranti del mondo. L'Italia, per la propria posizione geografica, questo ponte verso l'Africa, questo protendersi nel Mediterraneo, è ovviamente in primis interessata al Mediterraneo, ha coniato quel concetto di Mediterraneo allargato, e noi al Mediterraneo, all'Africa, guardiamo ogni giorno. Quindi dalla Lega pieno sostegno, Ministro, per quanto è stato fatto per ottenere il rappresentante per il fianco sud. Mi sia consentito spendere qualche parola per ricordare l'operato non solo di questa delegazione nella legislatura attuale all'Assemblea parlamentare della NATO, ma anche della precedente. In seno a quell'assemblea le delegazioni parlamentari si trovano concordi nel chiedere questa attenzione costante al fianco sud. Lo fanno tutti i partiti italiani ed è qualcosa che dà forza al nostro Paese e dà
piena consapevolezza di quanto sia importante sulla politica estera restare uniti e difendere l'interesse nazionale. Interesse nazionale che dovrà per forza veder riconosciuto il ruolo, lo sforzo del nostro Paese, che è immenso, con la nomina di un nuovo rappresentante per il fianco sud. Per questo auguriamo buon lavoro al prossimo segretario generale Mark Rutte, certi che saprà riconoscere quello che spetta all'Italia.